Allora, vediamo un po' la situazione degli importi, che questa è un'altra cosa che è, diciamo, preclusiva per molti per entrare in strutture delle case di riposo. Ma capite che con l'innalzamento dell'età e dall'autosufficienza in casa di riposo vanno solo gli anziani ammalati, e di questo le istituzioni ne dovrebbero tener conto. È un dato di fatto, questo sì, senza dubbio, ma forse dovrebbero esserci strutture per non autosufficienti e strutture invece di altro genere, dove le persone hanno una banale, blanda assistenza, insomma, forme di co-housing. Sì, dovrebbero esistere perché non è possibile anche pagare cifre così. Le cosiddette case della salute. Sì. Quando la Regione tolse le lungodegenze dagli ospedali, lo fece con un'idea di creare queste strutture, cosiddette case della salute, che per 30 giorni ti davano l'assistenza e coprivano le acuzie che potevano determinarsi. E dopo? Dopo avevano fissato una tariffa, adesso non mi ricordo, mi pare che siano 30 euro al giorno, che è circa la metà del costo della casa di riposo. Perché allora per 30 giorni, 30 euro al giorno, cominciava a essere già un altro ragionamento. Però non si sono fatte, cioè in Veneto, perché in altre parti, in Emilia-Romagna, in Lombardia, qualcosa si è fatto. In Emilia-Romagna si è fatto molto su questa indirizzo, insomma, perché ci hanno visto lungo, voglio dire. Quindi bisogna guardare un po' più in là. Le cifre, vediamo un po' il grafico degli importi. Eccolo qua. Sì, allora, noi abbiamo in provincia di Venezia 2 USL. Quindi abbiamo messo le impegnative, le rette con impegnativa di residenzialità, sono che quelle sono viola, 68. quelle sotto. No, quelle sotto sono dell'USL 4. Sono le prime 3 rosa. Ah, ho capito. Sono importi giornalieri, 68,99 euro. Mese sono 2.069 euro, anno 25.181, mentre la media senza impegnativa di residenzialità, perché sono 98 euro al giorno, 2.900 mese, 35.000 anno. Nell'USL 4, 67 con impegnativa, 91 senza impegnativa. La media provinciale, per non annoiare, sono 68 euro al giorno e 96 euro senza impegnativa. Bisogna tenere presente che questa indagine, che è stata fatta dalla nostra struttura, dal gruppo di ricerca, è andato a vedere nei siti delle varie residenze gli importi, ai quali vanno aggiunti i servizi accessori, perché sappiamo che quando sei ricoverato c'è il problema della biancheria, della pulizia, biancheria individuale, il parrucchiere, chi ha la fortuna di avere i capelli, eccetera. E sono tutti costi questi che vanno aggiunti a questa è la realtà, diciamo, veneziana, che è leggermente o anche significativamente più alta della media della realtà regionale. Perché? Perché probabilmente c'è una prevalenza di strutture private rispetto alle strutture pubbliche, perché è difficile da dirsi. Fatto sta che noi registriamo che in provincia di Venezia, abbiamo detto che abbiamo 38 strutture, tenga presente che in provincia di Venezia abbiamo 38 strutture su 44 comuni, sì. e due strutture sono in via autorizzativa, quindi ne avremo 40 su 44 comuni. Il 20% dei comuni della provincia di Venezia ha meno di 5.000 abitanti. Certo. Tenga presente e quindi siamo in presenza di piccole strutture con numeri limitati e i costi, poi ogni sindaco
pensa di fare campagna elettorale offrendo questo servizio, ma che poi non ha la forza di reggersi, o costa tanto, oppure si affida a cooperative, a strutture private per la gestione. Abbiamo anche situazioni di questo tipo. Ecco, la situazione come pensate di affrontarla? Quindi che cosa pensate di fare? Noi pensiamo, tenga presente che a questo grafico qua va abbinato anche il grafico dei trattamenti pensionistici che abbiamo in provincia di Venezia, sì. Perché anche questo è un dato significativo. Noi abbiamo i trattamenti pensionistici, come vedete, la prima colonna sono fino a 500 euro al mese, qui non c'è trippa per gatti, purtroppo non si riesce a pagare praticamente nulla, ma anche l'addensamento più grosso dei pensionati, che va da 500 euro a 2000 euro, 2499, sì. Che è l'addensamento più grande dal punto di vista numerico dei pensionati della provincia di Venezia, senza l'impegnativa di cura dà risposte al 3% di questi pensionati, cioè solo il 3% di pensionati della provincia di Venezia senza impegnativa di cura può accedere con le rette che abbiamo visto prima, e come vedete è la parte finale del grafico, che quindi sono... tenga presente, uno, che ci sono, come ho detto prima, i servizi accessori da aggiungere. Due, bisogna riconoscere che magari queste persone sono non autosufficienti e quindi hanno anche un'integrazione che copre, ma per la stragrande maggioranza dei casi il pensionato qui si deve o vendere la casa o cedere la nuda proprietà o ricorrere al reddito dei figli, dei parenti, se li ha e se sono disponibili, o meglio c'è un obbligo anche di legge in questo senso. Se non c'è tutto questo, intervengono i servizi sociali dei comuni sulle spese, ma questa cosa qua ridisegna un futuro complicatissimo, complicatissimo, con le previsioni bassissime. Perché se oggi tenga presente che il pensionato nel momento in cui va in pensione non ha più l'adeguamento della sua pensione come quando lavorava, perché mentre lavorava, se ha la fortuna di lavorare, ha, come dire, un adeguamento contrattuale, eccetera. Quando va in pensione perde questa roba qua, e l'anno scorso con un'inflazione al 6%, da metà di questa graduatoria in avanti hanno tolto la rivalutazione o fortemente ridotta, quindi c'è un abbassamento del reddito dei pensionati e si crea la tempesta perfetta, perché si riduce il reddito dei pensionati e si determina le condizioni che ho detto prima. Tenga presente che i pensionati a parità di reddito sono le persone che pagano più tasse di tutti i soggetti, anche dei lavoratori dipendenti, perché mentre il lavoratore dipendente ha le detrazioni o i bonus vari determinati dalle politiche fiscali del governo, il pensionato non ha nulla di tutto ciò, paga più tasse un pensionato. E tenga presente che l'accumulo durante la vita lavorativa, 43 anni di contributi, ha pagato le tasse per arrivare, non è che gliela regala qualcuno, perché qualcuno pensa che il pensionato la pensione gliela regali qualcun altro. I pensionati se la sono pagata la pensione con 40-43 anni di contributo. Ma i politici di qualsiasi colore, sai che importa dell'invecchiamento, tanto loro andranno in pensione e invecchieranno con delle pensioni e assicurazioni con cui potranno permettersi qualsiasi assistenza. Di cosa stiamo parlando? Ma io, guardate, sì, so di cosa si sta parlando, ma qui il problema è di carattere generale, non risolviamo con qualche migliaio di deputati onorevoli, a parte che non condivido una polemica
qualunquista su questo tema, perché il tema vero è che noi siamo in presenza di un fenomeno sociale di portata storica e di prospettiva, e quindi dobbiamo, da questo punto di vista, il mondo della politica, anche se prende quei soldi là e se si fa le pensioni, ma deve fare le leggi che devono tener conto di questa dinamica demografica, che è una dinamica. Prima che diventi un'emergenza grave, insomma, bisogna assolutamente intervenire. Bisogna intervenire, tenga conto che molti anziani svolgono quelle funzioni sociali, di welfare sociale, che non vengono più svolte dallo Stato, quindi curano anche in molti casi i giovani fanno i figli perché hanno i padri che diventano nonni e che possono governare, decidono se fare figli o non farli. A seconda se c'è il nonno oppure se no. Nonno, perché i servizi sociali nella nostra società sono abbastanza cari dove ci sono. Assolutamente. Guarda, Daniele Tronco, grazie mille di averci dato questo spaccato e questo quadro anche generale che è molto interessante, su cui bisogna naturalmente far riflettere le istituzioni perché possano fare qualche cosa. Buon lavoro, speriamo di vederci anche presto. Va bene, grazie cari telespettatori di averci seguito e ci vediamo noi presto, ugualmente.